Se non si apre il microfono uno non può parlare. Quindi buongiorno a tutte le ascoltatrici e buongiorno a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati a un'altra puntata degli Scorretti, che non sarebbe tale se non ci fosse Carlo Cambi in collegamento con noi. Buongiorno. Come vedo esserci. Buongiorno Carlo, grazie per essere Ma con noi. buongiorno di che? Ma quando? Perché? Spiega subito perché buongiorno. Stanno per fare la pace in Ucraina e secondo te è un buongiorno? No, per me E come fanno tutti quelli? è un pessimo giorno per tanti che la pace, questo tipo di pace la abborrono, ma ne parleremo, no? Perché ne parleremo. Buongiorno. Ora, Intanto però io secondo c'ho, te, se uno evita qualche centinaio di migliaia di morti, la distruzione, eccetera, eccetera, è un buongiorno? ma No. perché? Perché scusa, perché quelli ragionano che ragionano così? Perché secondo me loro hanno nella testa questa follia di adesione acritica non all'Europa, ma allo slogan dell'Europa. Oggi bisognerebbe approfondire molto con i nostri ascoltatori il perché questi sono europeisti. Qual è la ragione profonda del loro europeismo e qual è la ragione profonda che mosse non tanto Ernesto Rossi nello scrivere il manifesto di Ventotene, ma Altiero Spinelli. Questi si dimenticano che loro avevano nella testa, e gli è rimasto nella testa, il fatto che l'Europa serviva alla dissoluzione degli stati nazionali, ma non per la creazione di un nuovo superstato nazionale, quale potrebbe essere gli Stati Uniti d'Europa, ma per consentire all'Unione Sovietica di non avere in Occidente degli oppositori. Il loro internazionalismo era volto verso la creazione del pancomunismo. Vorrei ricordare ai signori che oggi innalzano le bandiere, ivi compresa la Schlein e anche quelli che stanno sotto l'effetto serra, cioè che andranno in piazza al 15, che nel 1957 il Partito Comunista Italiano ha votato contro i trattati di Roma, ritenendo che si dovesse realizzare l'internazionalismo socialista. Ora, questo tarlo ideologico non è mai morto in quella parte. E lo stesso ragionamento riguarda in buona parte i cristiano-sociali, cioè i democristiani di sinistra, i quali hanno sempre pensato che le nazioni, poiché marcano le differenze tra popoli, siano anticristiane perché non consentono l'afflato mondialista. Se tu ci fai caso, gli oppositori oggi alla pace in Ucraina, ancorché una pace ovviamente costrittiva forse per le speranze dell'Ucraina, è uno schieramento cattocomunista, oltre ad una specie di esercito di, come posso dire, di riserva fatto da presunti liberali, i quali liberali tutto hanno nella testa tranne che la guerra sia la soluzione dei conflitti. Sai perché? Per un motivo molto egoistico, che quando ci sono le guerre i commerci soffrono e chi è liberale pensa che i commerci siano la spina dorsale della democrazia e della libertà, tutto lì. Allora Carlo, intanto appunto Ucraina e Stati Uniti hanno a loro volta raggiunto un accordo, no? Si è superata la rottura Trump-Zelensky, l'Ucraina ha detto sì all'intesa e il presidente degli Stati Uniti promette di sentire Putin sperando che accetti l'accordo. Ripartono intanto gli aiuti americani, quindi la strada è in discesa ovviamente. Secondo te è una discesa che conduce poi a una conclusione obbligata o no? Conduce a una conclusione obbligata per il semplice motivo che la Russia, secondo me, non ha in questo momento l'appoggio della Cina, la quale, grazie a Trump, anzi, come dicono quelli che parlano bene, grazie a Trump, è molto impegnata a ridefinirsi sul quadrante Indo-Pacifico, che peraltro è dove gli Stati Uniti d'America vogliono andare a regolare i conti, e quindi secondo me anche lo stesso Putin si rende conto che piuttosto che insistere in questa sua idea di dominio gli conviene
far passare l'idea che ha vinto quando in realtà accetta un compromesso. Ma secondo me finirà nella maniera in cui poteva finire nel 2014, prima che cominciassero le violenze degli ucraini contro i russofoni del Donetsk e del Donbass, in una maniera molto semplice, che gli accordi di Minsk avessero stabilito per queste due repubbliche russofone e per la Crimea, che ormai la Russia aveva definitivamente conquistato, un regime di autonomia linguistica e ordinamentale molto simile a quello che si è realizzato in Italia, per esempio con l'Alto Adige, o molto simile a quello che si è realizzato con delle enclave che sono presenti, pensa alle enclave portoghesi, pensa alle enclave francesi, cioè quelle ma lo stesso Canada è di fatto in quella situazione, cioè ha una dipendenza, fra virgolette, dallo Stato madre, ma poi è la stessa Danimarca, è la stessa Groenlandia, di cui si discute se Trump la voglia invadere, in realtà se la vuole comprare, se è del caso. Ma insomma, in cui ci sono dei popoli che hanno una forte autodeterminazione pur mantenendo una, come posso dire, una dipendenza da un'entità statuale che li sorveglia. Questo si poteva tranquillamente fare nel 2014, non si è capito perché non si è fatto, o meglio si è capito perché non si è fatto, perché i democratici americani, in particolare la famiglia Biden, ha pompato quanto più possibile gli affari in Ucraina. Vi voglio ricordare che Euromaidan, quella che poi porta al rovesciamento del governo ucraino, è fomentata dall'Unione Europea e dagli americani, Unione Europea che si era fatta garante degli accordi di Minsk. Voglio farvi notare che Zelensky è stato eletto con il favore degli oligarchi ucraini, che non sono molto diversi come pasta né come patrimoni da quelli russi, incoraggiati dalle multinazionali americane, le quali per esempio sul grano, sull'olio di girasole, sulle enormi risorse agricole di cui l'Ucraina dispone, avevano fatto una opzione praticamente universale. E allora, sai, bisogna poi raccontarle tutte le cose, il che non vuol dire che Putin non sia un dittatore e non sia un invasore e non sia un carnefice, è tutto assolutamente vero, ma dire che la ragione sta tutta da una parte e il torto sta tutto dall'altra non è un buon modo né per condurre la diplomazia né per arrivare ad esiti pacifici. Ecco, intanto però Carlo, la Presidente della Quindi Commissione... finendo, sì, prego. Putin terrà conto di tutto questo e secondo me si accomoderà ad una pace che gli faccia consentire di dire che ha vinto quando in realtà accetterà un compromesso. Allora, Putin, Trump, Zelensky, pace, no? Tiriamo una linea e arriviamo alla parola pace. Mentre invece la Presidente della Commissione europea von der Leyen interviene ieri al Parlamento europeo a Strasburgo in assemblea plenaria per dire che il tempo delle illusioni è finito, che Putin è un nemico, è un vicino ostile, non dobbiamo fidarci, dobbiamo riarmarci, perché pensavamo di godere di un dividendo di pace, in realtà stavamo solo gestendo un deficit di sicurezza. Bisogna investire sulla difesa già oggi, non con passi graduali, ma subito. Abbiamo bisogno di un'impennata nella difesa europea. E ancora, Putin ha dimostrato di essere appunto un vicino ostile, non ci si può fidare di lui, quelli stanno facendo la pace con lui, si può solo dissuaderlo. Il complesso militare russo sta superando il nostro, permettimi di sorridere, la produzione europea è ancora su un ordine di grandezza inferiore, cioè allora, il riarmiamoci. rapporto di bombe atomiche è 6.000 la Russia, 290 la Francia. Poi il resto sono tutti discorsi. Sì, ho capito, Okay? ma se tu stai facendo la pace, se allora un personaggio, diciamo, comunque il presidente degli Stati Uniti... No, fermati, c'è una cosa che non ha detto nessuno. Se tu sei Ursula von der Leyen, ex ministro della difesa tedesco, e hai distrutto il comparto industriale tedesco, che strumento hai per cercare di ritirare su il comparto industriale tedesco? Riarmarlo. Riconvertirlo in industria militare. E a chi la fai pagare? Esattamente come hanno fatto con l'unificazione. I tedeschi la vogliono far ripagare per l'ennesima volta ai partner europei, travestendo la riconversione industriale della Germania in contributo per la
difesa europea. Allora, partiamo da questo presupposto. Sì, partiamo da qui che diventa tutto più chiaro, però non diventa affatto chiaro il motivo per cui noi dovremmo aderire a questa follia. Ma non c'è, ma non esiste. Cioè, la linea di compromesso, se preferisci, di nascondino che ha scelto Giorgia Meloni è la più efficace. Cioè, vuoi fare sta roba? Sì, allora la facciamo insieme alla NATO, perché la domanda poi si pone. Ma se noi ci armiamo con 800 miliardi di euro, la NATO che fine fa? Cioè diventiamo alternativi agli americani dentro la NATO, quindi non è più una NATO, perché se diventiamo alternativi la NATO nasce come alleanza transatlantica. Se studiamo il partner più importante che è quell'Atlantico, non è più transatlantica, quindi rivendichiamo una terzietà dell'Europa sullo scacchiere internazionale rispetto a chi e a che cosa? Torno a ripetere, noi continuiamo a raccontare la favola che l'Europa è un gigante economico. Non è più vero. L'Europa ha un tasso di crescita, grazie all'euro e grazie ai tedeschi, dello 0,8%. L'America si sviluppa al 2,9%, la Cina ha quasi il 6%, il Giappone ha quasi il 3%. Di che cosa stiamo parlando? Cioè, ho pubblicato sul Panorama, e lo ripeto per l'ennesima volta, uno studio che in 20 anni il divario tra il reddito medio disponibile di un europeo e il reddito medio disponibile di un americano si è raddoppiato. Quindi quale gigante economico? Dove? Quando? Come? In più ci abbiamo messo la follia del Green Deal imposta al Parlamento europeo da questa signora, dalla baronessa Ursula von der Leyen, quella che faceva i messaggini con la Pfizer e ci ha costretto a vaccinare tutto il mondo. Tu sai che io non sono un Novax, ma sono contro i metodi che sono stati utilizzati per la vaccinazione, sì. E chiudo parentesi. Per arrivare dove? E poi questi 800 miliardi dove vanno a finire? Cioè noi prendiamo 800 miliardi del contribuente europeo per spenderli in armi, che probabilmente compreremo in America, visto che non siamo in grado di produrle tutte, facendo non una spesa produttiva. Dice, sai, io piglio 800 miliardi, costruisco fabbriche che aumentano la ricchezza in beni di lusso e di consumo che vendo. No, io costruisco, spendo 800 miliardi per far costruire ad altri le armi che mi servono per buttarle via. Cioè io vorrei farvi osservare questo. Se voi spendete 10 euro per i petardi di Capodanno, una volta che avete tirato il petardo, quei 10 euro sono bruciati, giusto? Se voi spendete 10 euro per comprare un libro di testo a vostro figlio, probabilmente lui studia e quei 10 euro spesi oggi, fra 20 anni, quando si laurea, diventano un tassello di produttività di vostro figlio. Ecco, la differenza sta lì. L'Europa sta comprando fuochi d'artificio e se ne frega di comprare intelligenza per i suoi popoli. Chiaro. Allora, oggi l'Europarlamento vota su questa questione della difesa, no? Il piano del piano della baronessa von der Leyen. L'Italia è divisa, anche le forze di maggioranza sembrano divise, sono divise anche al loro interno. Settimana prossima poi c'è il dibattito domestico, no? Camera e Senato. La Premier Meloni dovrà illustrare la posizione italiana al Consiglio europeo del 20-21 marzo. Conseguenze politiche che tu prevedi sia in chiave europea che in chiave domestica, italiana? E poi più in generale mi viene da dire, perché se tu prendi una posizione di questo tipo, la domanda che mi viene da fare è questa, ma nel momento in cui potenze come gli Stati Uniti e la Russia e sulla questione ucraina si mettono d'accordo e raggiungono la pace, appunto, e l'Unione Europea va in direzione opposta perché Putin è il nemico e dobbiamo armarci contro di lui, ci saranno conseguenze politiche da questa posizione qui a lungo termine, al di là del voto all'Europarlamento e del voto a Camera e Senato la settimana prossima in Italia? No, guarda, per quel che riguarda il quadro interno non credo, per un motivo molto semplice, che le cose da fare sono molte altre, oltre a quelle della fionda voluta da von der Leyen, anche perché mi pare che la posizione che ha preso Giancarlo Giorgetti sia la più ragionevole, peraltro l'ha concordata
con la Meloni, come sappiamo, quindi non c'è molto da dubitare di questo. Sapete che la proposta di Giorgetti è utilizziamo un moltiplicatore di garanzie, cioè noi mettiamo garanzie per quasi 17 miliardi, a conti fatti questi 17 miliardi di garanzie europee, se le singole imprese che devono costruire gli armamenti emettono il loro debito, possono attivare fatturati fino a 200 miliardi, che non è pochino, se vogliamo. Tra l'altro esiste già uno strumento europeo di questa ragione, di questa natura, che serve ad attivare investimenti su progetti industriali. Quindi sul piano interno non credo che ci sarà un grande terremoto, anche perché l'opposizione è messa molto peggio di quello che è messa la maggioranza, cioè voglio dire, almeno su 3 cose dal punto di vista di politica estera la maggioranza di governo è concorde, non c'è nessuna defezione rispetto all'atlantismo, e questo mi pare già un minimo denominatore di una qualche consistenza. Non c'è nessuna differenza sulla necessità di rammodernare le nostre forze di sicurezza, ivi compresa quella sicurezza, diciamo, che non si vede, che è la cybersicurezza, che è la capacità di intercettazione, che è il potenziamento dell'intelligence, eccetera, eccetera, e non c'è nessuna defezione sull'idea che l'Italia debba avere una sua forte centralità mediterranea, dialogando con la sponda sud del bacino, ma guardando anche molto al Medio Oriente. Quindi questi 3 elementi di politica estera, o se preferisci politica estera e militare, che poi le due cose vanno abbastanza insieme, non sono minimamente in discussione all'interno della maggioranza di governo. Se tu prendi invece lo schieramento dell'opposizione, ti renderai conto che se anche su questi punti non c'è una uniformità. A livello di Europa, secondo me il problema è molto più complesso. Perché? Perché gli stessi paesi confinanti con la Russia, e in particolare la Polonia, ti ricorderai che ho fatto un dossier sul Panorama tempo fa sul cosa pensano realmente i polacchi, non cosa pensano i politici polacchi. Non sono preoccupati di Putin, sono più preoccupati della instabilità economica e del fatto che probabilmente l'ingresso dell'Ucraina in Europa potrebbe produrre uno sconquasso dal punto di vista dei contributi. Pensa semplicemente alla politica agricola. C'è una stima che dice che se l'Ucraina entra in Europa ci costa 170 miliardi, che non sono bruscolini, ovviamente sono 170 miliardi che vanno tolti dalla torta, che viene ripartita fra tutti e 27, in quel caso sarebbero 28. E quindi non c'è questa unanimità sull'idea che l'Ucraina sia un ottimo vicino di casa, né un parente. Ci sono le flessioni in Romania, è una faccenda di una gravità assoluta quella lì. Ecco, te lo stavo per chiedere, no? Perché la stiamo liquidando come se fosse roba dall'altra parte del mondo. In realtà è di una gravità assoluta dal punto di vista sia dei principi che della prassi. C'hai un problema enorme che io l'ho suggerito a Belpietro ieri l'altro, parlandosi, credo che l'abbia tradotto nell'editoriale di stamattina. Quando noi parliamo di democrazia, di quale democrazia parliamo? Perché ragazzi, facciamo un po' di conti. La Le Pen è fuori è tenuta fuori. In Austria le destre sono tenute fuori nonostante sia un partito di maggioranza relativa. In Germania Alternative für Deutschland va come va. Nei Paesi Bassi siamo con un governo di destra. Sanchez in Spagna non sa più a che santo votarsi per rimanere in piedi. Quindi c'è una constituency delle popolazioni europee che è diametralmente opposta a ciò che fa la von der Leyen e ciò che pensa la Commissione europea. Allora ti fermo solo un attimo per il consueto piccolo break delle 10. Vai. La tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos.
Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da €980 netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Sicurbet 389 11 89 705. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Rieccoci con Carlo Cambi, gli scorretti, poi apriremo anche le linee telefoniche tra un po' e vedremo i messaggi WhatsApp al 340 6709 659. Per chi volesse poi intervenire segnatevi il numero 02 92 94 7222. Stavi evidenziando, Carlo, con numerosi esempi, lo scollamento che c'è tra la democrazia e l'Unione Europea e le sue istituzioni. Sì, E anche le articolazioni interne, perché in questo caso è stata la Corte Costituzionale romena a escludere il candidato Georgescu dalla corsa, ha emesso un verdetto unanime, i giudici costituzionali romeni in un'ora hanno emesso un verdetto irrevocabile. Georgescu resta escluso. Perché i romeni pensano esattamente l'opposto. Appunto, dico. Però, insomma, in questo caso la Corte Costituzionale è la traduzione dentro un paese della filosofia dell'Unione Europea. Siamo sempre da quelle parti lì. E questo è il problema di democrazia. Come lo solviamo? Come lo risolviamo questo problemuccio? Beh, ma c'è un modo solo. O tu rifai tornare l'Europa una confederazione di stati che si mettono insieme per materie specifiche e restituisce ad ogni stato la sua sovranità nazionale, e così ogni stato si regola sulle sue scelte democratiche, perché è evidente che se la Romania oggi non avesse quella Corte Costituzionale, come dici giustamente tu, incistata dall'ideologismo di Bruxelles, i rumeni avrebbero scelto altra cosa. Io la mia la ragazza che da moltissimi anni viene da noi in famiglia a darci una mano, Natalia, mi ha detto: io sono rimasta basita perché mentre votavo al consolato rumeno in Italia, i miei parenti, e votavo per Georgescu dall'Italia, i miei parenti della Romania mi dicevano: fermati perché tanto qui ci hanno bloccato le elezioni. E lei mi dice che il consenso a Georgescu non c'entra la faccenda della Russia, c'entra il fatto che il regime, che il governo rumeno è permeato da una corruzione spaventosa e che la gente non ne può più. Sarebbe come se ai tempi di Mani Pulite l'Unione Europea ci avesse detto: no, vi dovete continuare a tenere i governanti di prima, perché Mani Pulite non è una inchiesta che tende a, come dire, normalizzare e ricondurre nell'alveo della legalità l'esercizio politico. Poi io su Mani Pulite penso tutto il peggio possibile. No, stavo per dire, Carlo, peccato che Mani Pulite fosse funzionale alla filosofia, esatto. alla filosofia che è venuta dopo. Per dire, cioè, sarebbe stato come se qualcuno di fronte ad un pronunciamento del popolo italiano fosse venuto a dire: no, guardate, vi state sbagliando. No, quindi o l'Europa torna ad essere ciò che in realtà avrebbe dovuto sempre essere, che non ha la caratteristica di diventare nazione sovrana unita, e quindi una confederazione di stati, oppure bisogna cambiare completamente l'architettura istituzionale dell'Europa, andare all'elezione diretta del Presidente del Consiglio europeo e farlo diventare di fatto gli Stati Uniti d'Europa, cioè fare una Costituzione che dice: i cittadini europei sono bla 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 bla, quindi arrivare alla democrazia diretta. In questa maniera noi siamo governati da una monarchia tecnocratica, anzi burocratica, che impone ai popoli delle scelte contrarie al volere dei popoli medesimi. Ma te pensa al Green Deal, pensa a tutta una serie di follie che l'Europa ci ha imposto e che non trovano nessuna corrispondenza nella volontà dei popoli. Carlo, intanto, rimanendo invece al quadro internazionale, l'agenzia ANSA in questo momento apre con una notiziola che non ci sarebbe interessata niente in altri tempi: il voto in Groenlandia. L'opposizione di centrodestra ha vinto nel nome del nazionalismo e dell'indipendentismo. Allora, io l'ho detto 2 settimane fa, mi pare, con te,
Esiste un sondaggio in Groenlandia per cui l'84% dei 56.000 abitanti della Groenlandia vogliono l'indipendenza dalla Danimarca, ok? E noi continuiamo a dire che invece Trump è un tiranno perché si vuole annettere la Groenlandia. No, in realtà è la Danimarca che si comporta da tiranno nei confronti dei groenlandesi. Non so se mi sono spiegato. Però dicevi no, delle telefonate le apriamo tra pochissimo, però volevo chiederti la cosa bella è che temo che in Groenlandia ci sia delle teste calde, capito? L'altra cosa però che ti volevo chiedere, perché tu prima giustamente dicevi non ci saranno molti riflessi sul quadro italiano della questione europea, armi, von der Leyen e compagnia bella. Parliamoci chiaro, andare al voto non conviene a nessuno dei partiti della maggioranza. Perché i problemi sono altri, no? Mi benaltrizzavi altri problemi. Allora, no, non è che ti benaltrizzavo, nel senso, la condizione italiana. No, nel senso che è interessante. La questione di sostanza sono altre, no? Altro che il benaltrismo. Le questioni di sostanza sono altre. Quali? Secondo te? Allora, hai una produzione industriale sotto i tassi, eccola là. Punto 1. Hai salari fermi, punto 2. Hai il problema della sanità che devi risolvere, punto 3. No, perché io la penso, scusami, poi ti lascio subito la parola, ma io la penso esattamente come te. A me Putin mi fa poca paura in sto momento. Mi fa molta più paura. A me mi fa più paura il fatto che se mi piglia un infarto devo stare 3 ore al pronto soccorso non sapendo se il campo o vivo della possibile minaccia di Putin. Sì. Ragazzi, E mi fa più paura pensare a cosa succede non domani o non chissà quando, ma domani o dopodomani, in virtù del fatto che appunto l'economia non mi pare che sia un fiore, e i salari fanno schifo e le condizioni di vita non mi pare che stiano migliorando in generale. Questo non vuol dire sparare contro il governo. Tenendo presente che abbiamo anche qualche problemuzzo che si chiama riforma della giustizia, che è inderogabile. Il caso di Stasi dimostra, sto scrivendo un editorialino, poi magari se poi dopo ne parliamo un attimo. Sì, non ne parliamo e come, perché tra l'altro c'è un titolo della Verità che ho faticato a capire oggi stamattina, perché il concetto di Belpietro poi è chiarissimo, il suo editoriale è chiaro, però il titolo mi ha portato fuori mano. Ma ne parliamo dopo, comunque ne parliamo dopo. Diciamo che dalle parti nostre i titolisti non sono proprio il massimo della vita. Detto questo, no, ma abbiamo la riforma della giustizia, abbiamo il problema delle autonomie che è rimasto di fermo. Però prima o poi riciccia, perché non è che non riciccia. Abbiamo un problema enormissimo che è il PNRR, non ne parla più nessuno. Ecco, però stavo dicendo, Carlo, su tutti questi problemi, compreso l'ultimo che hai citato, il PNRR, non si parla. Esatto. Perché? Perché siamo dietro alle turbative ormonali della Schlein, che un giorno va in piazza e l'altro non si sa dove va. Siamo dietro ai sussurri di distinguo all'interno della maggioranza se Zelensky sia più o meno simpatico. Ci stiamo occupando di un quadro internazionale che rispetto al quale francamente noi non abbiamo nulla da temere né da influire, e però invece quelli che sono gli elementi di debolezza strutturale del paese che devono essere affrontati sono stati messi in non cale. Faccio osservare una cosa sola. Sono da quando Trump è alla Casa Bianca, quindi sono più o meno 40 giorni, che ci massacrano con i dazi, ok? Hai notato che tutti urlano contro i dazi. Non hanno capito che Trump usa i dazi come arma retorica, cioè non l'hanno capito, cioè non gli entra nella capa. Mentre abbiamo un problema enorme di invasione di prodotti extracomunitari nel nostro paese e nel perimetro europeo, paesi che non hanno lo standard di qualità europeo, la sicurezza dell'Europa e fanno dumping di prezzo sui nostri prodotti. La signora von der Leyen da una parte strilla come un'aquila contro Putin, che è un porco maledetto, eccetera, eccetera, eccetera. Dall'altra va da Narendra Modi in India a fare un accordo che è la definitiva pietra tombale sull'agricoltura europea, come ha fatto col Mercosur. Poi sta parlando con la Cina. Non so se avete notato che Prodi
ogni 2x3 continua a parlare della Cina. Questi sono convinti nei salotti europei che bisogna voltare le spalle a Trump e guardare a Oriente verso la Cina. Cioè, io dovrei girare le spalle a un signore eletto con 96 milioni di voti dagli americani per allearmi con Xi Jinping, che viene eletto da 1000 persone del Partito Comunista Cinese che controllano 1.400.000 persone. Beh, no, cioè fatemi capire. Allora. E poi dopo mi dicono che però in Europa è a rischio la democrazia. Tu capisci che non sta in piedi, no? Carlo, apriamo le linee telefoniche. Chi vuole intervenire può farlo. C'è già qualcuno, mi sembra, in anticipo. Comunque 02 92 94 7222. Poi ti giro anche i messaggi. Inizio con Francesco, per esempio, che ci ha scritto via WhatsApp che gli Stati Uniti sono riusciti nell'intento di depredare l'Ucraina delle risorse minerarie e dovunque passano gli Stati Uniti, dopo di loro soltanto miseria, scrive Francesco. Ma io lo chiederei per esempio ai contadini del Veneto se dopo il piano Marshall è rimasta miseria o no. Così. Così, en passant. Abbiamo una telefonata in voce allo 02 92 94 7222 che definizione intelligente che ho dato, una telefonata in voce, come se potesse essere altrimenti. Comunque, pronto? No, come no? C'è il videotelefono. Ah già, forse essere precisi. Buongiorno. Pronto, buongiorno, 2 telefonate. Sentiamole. Buongiorno di nuovo. Buongiorno, Fabio dalla Germania. Prima di tutto complimenti, cerco sempre di vedere di sentire il vostro programma, Gli Scorretti è uno dei miei programmi preferiti, complimenti davvero. Volevo solo dare due pillole sulla Germania, proprio a supporto di quello che ha detto Cambi. La prima è effettivamente ha assolutamente ragione, l'unico motivo per cui la von der Leyen sta spingendo per il Rearm Europe è per dare una possibilità all'industria pesante tedesca di riconvertirsi, visto che lei non può rimangiarsi completamente il Green Deal sull'automotive, perché se no non avrebbe più quel minimo di maggioranza in Europa, per cui sembra chiaro a tutti qua che lei si muove autodiretta dal governo tedesco per cercare di salvare l'industria tedesca. La seconda cosa, sempre parlando della democrazia in Europa, oggi consiglio di dare un'occhiata alle notizie, perché la Corte Costituzionale tedesca deve pronunciarsi su una decisione che è fondamentalmente scandalosa, nel senso che il nuovo neocancelliere Merkel sta cercando di far passare una riforma costituzionale per abolire il limite al debito, ma in modo da non dover avere a che fare con l'AfD o con i Link. Sta cercando di farla approvare dai vecchi deputati della vecchia Costituzione, perché non sono ancora entrati ufficialmente in carica i nuovi, che è francamente scandaloso, perché dovrebbe essere questo Parlamento ormai solo per, come si direbbe a livello governativo, per la gestione degli affari ordinaria. Esatto, ordinaria e dargli il potere di una riforma costituzionale è scandaloso. Chiedo scusa, prego. No, grazie Fabio, grazie mille. No, Fabio, dicevo, Carlo, perdonami, Carlo, abbiamo un'altra telefonata, la passiamo subito, se no le attese si allungano. Pronto? No, scusa. Pronto, buongiorno. Pronto? Prego, buongiorno. Buongiorno, complimenti alla trasmissione. Buongiorno Cambi, chiedo scusa, è molto interessante l'analisi fatta dal signore dalla Germania. Quello che io volevo però dire è una cosa. Già l'ho denunciato parecchie volte a questa radio. Cambi, diciamocelo francamente, la nostra Costituzione, il cancro catto comunista, è firmata da Terracini e Togliatti. C'era un compromesso del CLNN, cioè tra democristiani e comunisti, per scrivere questa Costituzione di merda, va bene, che dicono la più bella del mondo, va bene. Effettivamente poi azionisti, liberali, monarchici erano il contorno.
se la sono spartita loro per 70 anni. E poi c'è una profonda affinità tra cristianesimo e comunismo. Il comunismo è internazionalista e, come ha detto bene Cambi, anche il cristianesimo è internazionalista. L'afflato del volemo sebbene universale, l'amore universale, tutte ste cazzate hanno ridotto sto paese una merda. Grazie. Vabbè, abbiamo la terza telefonata, poi la parola però a Carlo Cambi. Pronto? Sì, buongiorno direttore, sono Luca da Colico. Buongiorno Luca. Io vorrei che mi aiutaste a capire una cosa che faccio molto fatica a capire, e cioè lo scandalo urbanistica a Milano, secondo me, può essere la pietra tombale della giunta Sala. Allora io non capisco come questa situazione, che è una situazione dove in buona sostanza la speculazione edilizia ha come dire, approfittato dell'ufficio edilizia privata del Comune di Milano, dove tutti sapevano le cose che succedevano, perché le sapevo anch'io, vi potrei anche raccontare un episodio, e invece di politicamente condannare questa cosa e usare questa cosa per abbattere quella giunta, hanno proposto il Salva Milano, cioè la Lega stessa in Consiglio Comunale ha proposto il Salva Milano, con la scusa che ci sono 600 appartamenti, cantieri fermi, eccetera. Ma lì c'è un piano di governo del territorio, lì molti casi sono di una speculazione edilizia che non si è mai vista neanche nel vituperato meridione. Allora perché il centrodestra non approfitta di questa cosa e invece cerca di aiutare o ha cercato di aiutare la giunta Sala, come se non volesse mai governare Milano? Me lo spiegate? Grazie Luca, abbiamo parlato di questo tema la volta scorsa in un'ottica un po' diversa, però ne riparliamo oggi. Allora Carlo, tante belle cose interessanti. Il signor Fabio dalla Germania che dice che la von der Leyen vuole, come tu dicevi, aiutare l'industria tedesca e poi pone il problema della democrazia. La cosa più interessante è quella della Corte Costituzionale di Karlsruhe, che è l'ennesima dimostrazione di come la democrazia in Europa sia utilizzata come un simulacro, ma non corrisponda all'esercizio reale del potere, perché tu capisci che un Parlamento che è decaduto non può affrontare una riforma costituzionale. Magari lo potrà fare in termini formali, ritengo che sia complicato, che anche in termini formali si possa sostenere che lo possa fare, ma sicuramente non lo può fare in termini sostanziali, perché la volontà popolare mi pare espressa verso un'altra direzione. Quindi, è la dimostrazione di quello che dicevamo prima, non sono le ubbie di due anarco-rivoluzionari come il Cardinal Cainarca e il Gran Maestro Cambi, ma sono la realtà come direbbe, come avrebbe detto Feltri nell'imitazione, cioè Crocs nell'imitazione della realtà fattuale. È fattuale. Per quel che riguarda invece le osservazioni del nostro colorite, sarei per dire scatologiche, visto che ho utilizzato la parola più volte. E poi in relazione a un feticcio sulla come Costituzione, c'è Calamandrei, che come sapete era uno dei fondatori del Partito d'Azione, nonché uno dei massimi giuristi di questo paese, che nei suoi scritti privati mette in guardia dal pericolo della saldatura di ideologie che hanno poco a che vedere con lo spirito liberale con cui la resistenza azionista si era mossa, ma evidentemente sono rimaste lettera morta, anche perché siamo passati dal, diciamo così, fideismo democristiano al compromesso con la sinistra comunista anche ai vertici della Repubblica, attraverso il Presidente della Repubblica. Vi ricordo che il presidente Napolitano è quello che inneggiava ai carri armati dell'Unione Sovietica che schiacciavano la gente a Budapest, tanto per dirne una. Vi ricordo che questo Presidente della Repubblica, che ce l'ha con le bombe atomiche di Putin, è quello che nel 99 da vicepresidente del Consiglio va in Senato e difende i bombardamenti della Serbia, dove abbiamo sganciato alcune tonnellate di noi italiani abbiamo sganciato alcune tonnellate di bombe all'uranio impoverito, tanto per dirne una. Sul Salva Milano, io sul Salva Milano ho già espresso la mia idea, che era tutto funzionale al cambiamento di volto antropologico, sociale ed economico della città per sfrattare i ceti popolari
produttivi dalla città di Milano e insediarci questa sorta di corte degli ottimati, a cui per esempio gli archistarti come Boeri, che sono quelli che poi costruiscono i contenitori di questa idea, perché state attenti, noi siamo sempre abituati a considerare l'architettura indifferente alla società, è esattamente il contrario. I contenitori vengono pensati in funzione del contenuto che devono ospitare e in qualche modo lo conformano. Hai perfettamente ragione sul piano politico, ma sai, quando io leggo editoriali come quello di Alessandro Sallusti sul Giornale, che dice a Sala non buttiamo via il bambino, cioè il progresso milanese con l'acqua sporca, mi domando se la lobby dei palazzinari, dei cementieri, degli immobiliaristi, di coloro i quali affittano 12 metri quadri in zona Brera a 4.000 euro al mese non abbia una sua constituency all'interno della città di Milano, e quello che tu chiedi sarebbe possibile solo se la Lega recuperasse totalmente la sua anima popolare, in modo da convincere il centrodestra che bisogna tornare a parlare con gli artigiani, con gli operai, con i piccoli commercianti, con i contadini, cioè con quella parte di Italia che fatica e tiene in piedi il paese, consentendo alle signore di comprarsi le Hermès, poi qualcuno se le compra pure finte e le regala alle amiche, ma un altro paio di maniche. Allora, intanto poi leggiamo anche, nel frattempo riapriamo le linee. Comunque, se io fossi uno del centrodestra di Milano, a Sala non gliene farei passare una, sia chiaro, perché uno che ne manda a 30 all'ora, blinda la città con la zona sci, insegue la gente per strada che fuma per fargli la multa, secondo me non ha diritto di fare il sindaco. Ecco, se la vuoi proprio che te la dica fino in fondo. Scusami. No, ci mancherebbe. Io da milanese sto zitto perché sennò si apre una caterva che è peggio della tua. Comunque, intanto 02 92 94 7222 per milanese acquisito, peraltro. Arioso, come si diceva da queste parti. Comunque 02 92 94 7222. Però la Busecca ti piace? Come? Hai voglia se mi piace. La Busecca con la U. Con la U. Intanto amiamo i messaggi, ma riapriamo le linee per chi volesse intervenire. Ripeto il numero 02 92 94 7222. Per i messaggi 340 6709 659. Allora, il mio sospetto è, scrive Angelo Venezia, che quei 850 miliardi di soldi europei, lì, armi, eccetera, possano passare nei bilanci delle banche tedesco-francesi in difficoltà o in quelle coinvolte nella futura bolla immobiliare, un déjà vu alla greca, sospetta Angelo da Venezia. Dopodiché, cosa significa auto da fé per il dottor Cainarca? Scrive Gino. Significa atto della fede, originariamente, no? Ed era la base dell'Inquisizione, era anche l'atto di condanna dell'eretico, diciamo così, pronunzia di condanna dell'eretico, accompagnato da pubblica cerimonia. Ed è anche un romanzo, ma soprattutto è un romanzo di Elias Canetti che ha dato lo spirito di questa trasmissione qua, per un motivo semplice, perché mi pare che di tempi inquisitori, insomma, siamo in tempi inquisitori per molti aspetti, e siamo anche in tempi purtroppo molto simili per molti aspetti a quegli anni 20-30 in cui fu pubblicato il romanzo di Canetti. Un po' di quella temperie culturale lì mi sembra di ritrovarla. No, questo è il riferimento molto lato. In mancanza degli Émile Zola, che di fronte al caso Dreyfus poi sono in grado di chiedere scusa per gli errori commessi. Ecco, è una perfetta aggiunta, diciamo, a complemento dell'auto da fé. Comunque, molto spesso ce lo si chiede anche a noi l'auto da fé. Pronunciati la tua condanna da solo, caro giornalista. O meglio, stai zitto, che è un'auto da fé, implicito o esplicito. Spero di essere stato sufficientemente chiaro per Gino. Stefano, quello che accade in Romania è un fulgido esempio di quanto l'euro sia la chiave di volta eversiva dell'Unione Europea. Loro non hanno l'euro e senza l'euro la Commissione non ha strumenti che ha usato contro Grecia e Italia e che gli avrebbe permesso con molta facilità di fare questa porcata senza farsi vedere così bene. Scrive. In realtà questa porcata l'hanno fatta, pensate alla lettera del 2011 di Draghi con cui sfratta di fatto Berlusconi e Tremonti. Walter, Mezzola e Callas, chiara evidenza che il voto non conta niente, scrive Walter. Poi abbiamo un altro messaggio. Avete presente che noi abbiamo Presidente del Parlamento Europeo, una di Malta, che vale più o meno come popolazione il quartiere della Bovisa, e come Presidente
e come alto rappresentante della politica estera europea una signora che viene da un paese che è meno di Milano. Saluto Vilma che ci scrive un messaggio di apprezzamento da Alghero. Roberto da Brescia, scusate, non riuscirò a spiegarmi bene, ma non vi pare che gli 800 miliardi di cui si sta discutendo in questi giorni erano già stati destinati al prelievo a noi cittadini per il New Green, ma visto che è fallito li hanno fatti diventare necessari per la difesa, che è più o meno quello che si diceva sopra. I ragionamenti del dottor Cambi, scrive Paolo da Valenza, sono chiari, plausibili, comprensibili. A tal punto che solo ora mi sono reso conto come mai non sarà mai un politico il dottor Cambi, che non credo ambisca a fare il politico. No, per l'amor di Dio, mi piace mangiare e bere bene. Loredana, mi sembra che i vescovi cattolici in Cina vengano scelti insieme al Partito Comunista, niente deve più sorprendere. Gianni da Roma, mentre il satanasso biondo con la politica del dialogo ma col bastone nodoso sul tavolo ha portato a miti consigli Mr. T-shirt, la baronessa fa appelli a mettere il metto e tenersi pronti a guerreggiare per difendere la nostra democrazia e i nostri valori con le maiuscole, entrambi presentati in maiuscolo da un ultra satanasso che scrive pure in cirillico. Nel frattempo però si annullano elezioni in Romania perché esito non conforme al loro disegno democratico. Ho ben capito? E ancora un altro messaggio, mi piace che finalmente ci sia una nazione autodiretta e non più eterodiretta, non so se sia un auspicio o qualcosa del genere. Gian da Brescia, non si potrebbe far sganciare gli 800 miliardi di euro al consorte della baronessa che ha fatto un miliardino con Pfizer? Gliene mancano 799. È un po'. Comunque, oggi si grida allo scandalo, scrive Mary, per Stasi. Chissà cosa succederà con Rosa e Olindo, dei quali io mi sono occupato da tantissimi anni, come ben sapete. Ma poi ci torniamo sopra perché io la vicenda Stasi la vorrei commentare con Carlo e vorrei anche che tu ci anticipassi il nucleo di quello che scriverai e che hai accennato prima. Ancora però con i messaggi. Scusate, io non ho ancora capito cosa deve succedere per far saltare in aria questa Unione Europea, che era un po' la domanda che mi ponevo anch'io di fondo. Ma questa roba qui, a furia di accumulare contraddizioni, follie, insensatezze, scoppia o non scoppia sta Unione Europea che è meglio levarcela di torno che tenercela? No, infine, non scoppia perché coloro i quali hanno interesse. Vabbè, rispondiamo per tutto il dopo rispondiamo. E poi c'è un altro ascoltatore, questa mi piace. Ma allora non era meglio chiamare la trasmissione atto di fede senza tante balle? No, auto da fede è chiaro, è comprensibile. Poi è anche carino. Cosa dici, Carlo? Atto di fede mi sembra una gran cazzata. No, detto sinceramente. Fede, cioè, lo leggo su Radio Maria, è pervasiva, per l'amor di Dio, ma insomma. A me mi suona meglio auto da fede. Comunque mi piace il messaggio schietto, la schiettezza è sempre apprezzabile. Carlo, le tue osservazioni in 2 minuti perché poi abbiamo il nostro amico delle 10:30 e forse qualcos'altro. No! Che andremo a trovare. Acerbis. Il mitico Acerbis. L'olio di Acerbis. Il pinsimolio. Aspetta che c'è un messaggio audio che sentiamo al volo e poi ti lascio la parola così i minuti diventano non 2 ma 1. Sentiamo. Ciao ragazzi, Paolo Varese, sarò molto breve, una trasmissione con Cainarca e il dottor Cambi, secondo me sono di un livello così alto che secondo me avrebbe bisogno di una ulteriore visibilità, in qualche modo inventatela voi, ma siete veramente da altro che microfono d'oro, microfono di platino e tutti i premi, perché altre trasmissioni così interessanti anche girando non ne ho mai ascoltate. Complimenti e avanti tutta. Ciao. Ti giuro che non l'avevo sentita prima, però mi fai fare una battuta perché ormai siamo alle 10:30, una battuta nello stile della più schietta volgarità milanese ma con nobili lombi, cioè Carlo Porta. Questo messaggio qui mi induce a far toilette con la bauscia, poi te lo spiego cosa vuol dire. Pausa. Acerbis. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, cari amiche di Radio Libertà, un saluto da Alberto Acerbis. Questo era il periodo in cui nonno mi diceva: Alberto, con fallo io bu e il vea galo, cioè
Prima diceva l'olio bulve sempre a galla, cioè l'olio buono viene sempre a galla, e poi diceva gonfà l'olio bu e il ve a galla, cioè abbiamo fatto un olio buono e lo vediamo affiorare. E affiorare cosa vuol dire? Parlare del fior d'olio. Allora io, chiaramente è la solita storia, ve la ripeto da tanti anni, lo so, vi ho rotto anche un po' i marroni, ma va bene, dovete sopportarmi, supporto anch'io tante persone che voi dovete sopportare me. È chiaro che è per coloro il fior d'olio che pensano l'olio extravergine di oliva come qualcosa fa la differenza. Se uno pensa ma sono tutti uguali, chi se ne frega, va bene, ma però per coloro che trasformano lo spaghettino del 5 con un po' di pomodoro italiano, un po' di formaggio italiano in un piatto importante, devono usare un olio importante, fa la differenza. Riscoprire fior d'olio, 4 lattine da 1 litro, di più non posso, non chiedetemi di più, non posso, 78 euro il trasporto, non lo pagate. Acidità bassissima, dolcissimo, straordinario, mettetelo via perché il parentado ve lo ciula, ve lo porta via. Attenti. Come gusto, un gusto molto leggero, molto fruttato. Profumo, vi ricordate quando si andava in Camporella, cioè nel senso col plate, con gli amici, vino bianco, formaggio, salame, e c'era quel profumo di erbe intorno a noi? Ecco, ricorda molto quell'odore. L'erba appena tagliata dopo un temporale, una cosa meravigliosa. Insomma, io non ne ho per tutti, mi dispiace, tanti rimarranno senza. Se volete questa mattina 030 78 40. No, ho sbagliato, ferma. Questa mattina 030 68 40 408 il telefono, 78 euro 4 lattine, oppure ordinate tramite il sito olioacerbis.com. Vabbè, è andata così. Buona mattina, buona informazione. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ci risiamo con Carlo Cambi. Se volete scoprire l'origine del far toilette con la bauscia, dovete leggervi La nomina del cappellan di Carlo Porta, che è una poesia meravigliosa, di una freschezza che non par scritta tra 7 e 800, par scritta ieri pomeriggio, sebbene in un milanese un po' difficilotto per l'oggi, per la contemporaneità. Ma far toilette con la bauscia è un'espressione che non voglio neanche spiegarvi. Forse alla fine, prima della trasmissione, ci raccontiamo sopra qualcosa, ci facciamo un piccolo cameo divertente. Però la nomina del cappellano. E tra le altre cose ci scrive un amico ascoltatore questa battuta: l'ho capita bene, non l'avevo mai sentita, spettacolare, ci scrive questo ascoltatore. Quindi vuol dire che comunica ben oltre la lirica del sommo Carlo Porta. Acerbis, quando fa lo spot parlando dei vichinghi che vengono qua e tornano al paesello ingrassati di 8 kg, è diventato il mio spirito guida. Comunque, Carlo, torniamo a noi. Anzi, cosa stavamo dicendo? Ti dovevo dare la parola perché abbiamo un po' di messaggi arretrati da insomma, io vorrei sì. no, volevo parlare del caso Stasi, ma ne parliamo tra adesso. Sì, no, parliamone tra poco. Fra tutti i messaggi che abbiamo ricevuto, mi pare evidente che emerga, ora non voglio rispondere a tutti perché diventerebbe una pletora, ma mi pare evidente che diventa indispensabile farsi una domanda: perché non sottoporre a referendum universale le idee della signora von der Leyen? Visto che non si sta parlando di un provvedimento sul diametro di curvatura della banana, ma del futuro delle generazioni europee, e se gli europei vorrebbero o no entrare eventualmente domani in una guerra, perché non sta scritto da nessuna parte che le popolazioni europee, pur minacciate da Putin, avrebbero voglia di mettersi con mitra in mano. Io di questo non sono convinto. Sono convinto esattamente del contrario, che noi avremmo preferito spendere 800 miliardi di euro per convincere la Russia a cambiare atteggiamento o per costruire una diplomazia forte al punto da condizionare le scelte degli altri nel mondo. Poi mi viene detto che senza un esercito forte non si fanno scelte diplomatiche capaci di imporsi. È in parte vero, ma io pongo una domanda: questi 800 miliardi che vanno spesi in 27 eserciti diversi a fronte di un attacco di Putin, chi li comanda questi eserciti?
e il generale che comandasse questi eserciti da chi è nominato e le scelte politiche che dovrebbero guidare l'azione di questo generale da chi sarebbero assunte e in nome di chi. Vogliamo dirci che c'è una curva pericolosissima di cui nessuno per adesso ha parlato, e cioè che utilizzando quella che si chiama la finestra di Overton, se poi dopo spiego che cos'è, si faccia passare l'idea che siccome siamo in un'economia di guerra, in una situazione di guerra e dobbiamo armare gli eserciti, come in guerra la democrazia viene sospesa, certo. E allora i fatti di Romania sono la spia che da Bruxelles si sono fatti la convinzione che questi popoli europei così riottosi ad unirsi si possono obbligarli a stare insieme attraverso una oligarchia. Però, perdonami Carlo, come fai a convincere i popoli europei di questo, agitando uno spauracchio che è quello con cui il mondo sta facendo la pace? Questo lo devi chiedere alla signora von der Leyen, che però gli 800 miliardi li immagina di prelevare attraverso tasse. Io ho il vago sospetto che questo disegno qui non vada a buon fine. E anch'io ho questo vago, io ho la speranza che ecco, a buon fine, certo, speranza, che diciamo. è cosa un po' diversa, però sono convinto che siccome le elite che stanno al governo allora mi fai fare un certo. Abbiamo Macron che sta all'Eliseo a dispetto dei francesi, sì, ok? certo. Mi pare evidente. Abbiamo Sanchez che sta al governo a Madrid a dispetto degli spagnoli, giusto? Certo. Abbiamo in Germania Merz, ce l'ha detto il nostro amico che ci ha chiamato prima, che cerca di blindare la sua presunta maggioranza in opposizione al volere popolare, giusto? Sì. Abbiamo in Austria un governo di destra che non riesce a coalizzarsi perché i magistrati dicono che la componente, il partito che peraltro ha vinto le elezioni, non è legittimato a governare, giusto? Abbiamo in Olanda un governo di destra che viene tenuto ai margini dell'Unione Europea. Abbiamo in Romania quello che è successo. Abbiamo in Slovacchia e in Ungheria i due reietti massimi, perché Orban e il leader slovacco vengono considerati dei servitori di Putin. E allora, se questo è il quadro, quello che immaginano a Bruxelles è esattamente quello di fare ciò che i popoli dicono di non fare. E allora è vero che tu dici: ma come fai a sostenere che devi fare la guerra a quelli che vogliono fare la pace? Ma la signora von der Leyen è indifferente a questa obiezione e purtroppo coloro i quali governano alcuni paesi europei e che li governano a dispetto delle loro opinioni pubbliche sono solidari con la von der Leyen. Quindi è la dimostrazione che noi non siamo governati in Europa, che le scelte europee non sono fatte in Europa in modo democratico, ma vengono imposte attraverso la finestra di Overton. Che cos'è? È una cosa che ha studiato un sociologo americano che si è dedicato allo studio del protezionismo, in cui sostanzialmente si dice questo: se un'idea inaccettabile viene corroborata con una costante di messaggi e una potenza crescente di allarmi, queste idee inaccettabili finiscono per essere condivise, ed è esattamente la tecnica che la signora von der Leyen e gli ottimati che le stanno intorno a Bruxelles stanno utilizzando. Carlo, allora, ho appena scoperto, scrive un nostro amico all'ascolto, che il trisnonno di Trump era Black Macigno, protagonista di un'altra trasmissione di Autodafè fantastica, perché abbiamo tirato fuori questo eroe dei fumetti che furono. Rimando ad altro, comunque Google vi dirà tutto. Black è scritto B-L-E-K, Macigno. Andatevelo a cercare come la nomina del cappellan di Carlo Porta. Allora, saluto Paolo che ci scrive una bellissima mail. Ancora passo i messaggi, poi però voglio toccare con te l'argomento Stasi e giustizia.
Allora, von der Leyen, scrive Battista, ci metterà nei guai col suo odio viscerale per la Russia. Resteremo con le pezze al C. Poveri noi, dobbiamo reagire ora e liberarci di questo cappio. Ambrogio, concordo pienamente sul messaggio audio appena ascoltato. Aggiungo che la rassegna stampa bla 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 bla, ne parleremo dopo. Ambrogio, lo saluto. Intanto c'è un audio messaggio che ascoltiamo al volo. Pronto? Qualche pronto? Scusi, sono un po' rimbambito stamattina. Forse sì. Secondo me hai celato con la von der Leyen. La tua leccola Beriscia, sei autorizzato, te lo meriti. Anche Carlo, ascoltami, volevo dire, vero, Parlamento europeo, però nel Parlamento europeo le destre sono divise. La capacità di unirsi per fare gruppo e per andare contro questa maggioranza, perché non la mettono in atto? È una domanda un po' del Kaiser, però la faccio. Ti lascio subito la risposta, Carlo, e poi leggiamo un messaggio e tocchiamo il tema giustizia. Perché in Europa l'ECR ha cercato il dialogo col PPE sperando di riuscire a costruire una maggioranza alternativa, ma la signora von der Leyen ha, secondo lo schema tedesco, preferito tenersi dentro il PSE e i Verdi, che la stanno peraltro molto condizionando anche in Germania. Quindi è difficile convincere Giorgia Meloni ad unirsi ai conservatori, diciamo così, della Lega e degli altri partiti, perché lei teme di dover indossare l'abito, diciamo così, dell'antisistema, e sperando che a Bruxelles invece questa sua, come posso dire, intesa o non o equivicinanza con il PPE porti risultati positivi. Parliamoci chiaro, tutto questo era stato fatto in relazione alla nomina di Fitto a commissario europeo e vicepresidente della Commissione, nomina che peraltro abbiamo incassato e della quale però ancora si fa fatica a vedere gli effetti. Credo che la linea che ECR, cioè Meloni con ECR, ha assunto sia quella del dialogo strettissimo con l'amministrazione Trump, sperando che di rimbalzo questo condizioni le scelte dell'Europa. Secondo me il PPE e una parte del PSE se ne sono accorti e stanno facendo muro, come si può vedere dal iperattivismo della von der Leyen, che peraltro assume delle posizioni e annuncia decisioni di cui non ha potestà. Allora, scrive perché la cosa che nessuno dice è che la von der Leyen dice cose come se fosse la rappresentante dell'Europa, in realtà la von der Leyen sarebbe teoricamente un esecutore di voleri che si devono formare nel Consiglio europeo e poi nel Parlamento europeo, ma lei ha assunto la postura dell'essere l'anti-Trump e è convinta di essere un capo di Stato. In realtà la von der Leyen, se uno va a vedere fino in fondo, dovrebbe contare come il 2 di picche quando l'asso è bastoni, ok? Già. Carlo scrive, la diagnosi è chiara, l'Europa non funziona, potete indicarmi 3 cose concrete per dare speranza per un futuro migliore, 3 cose che si possono concretamente fare. Un altro messaggio, spendiamoli tutti nella ricerca, questi soldi in energie innovative, idrogeno nucleare senza scorie. Credo che abbia ragione il vostro ospite sulla signora Ursula. Detto questo, Carlo, io vorrei adesso, sono le 10.43, toccare il tema giustizia, no? Tu ne accennavi prima e sono curioso di sapere la tua opinione sulla vicenda Stasi. Devo dire, prendo spunto, ma in maniera costruttiva. Ho detto che stamattina ho capito poco il titolo della Verità per un motivo molto semplice, perché il quotidiano per cui tu scrivi, peraltro, apre con questo titolo a tutta pagina: la giustizia è impazzita e sentenze e certezze sconvolte, come fa un cittadino a fidarsi? Allora, sì, volevano dire una cosa e ne è venuta fuori un'altra, però se uno legge l'articolo del direttore Belpietro, la cosa è chiara, no? È limpida, non è ambigua come nel titolo. Il titolo però può suggerire uno spunto per un'osservazione. Allora, la giustizia, secondo me, non è impazzita quando mette ordine e rimedia a degli errori che ha fatto. La giustizia è impazzita prima, quando ha fatto quegli errori, e il cittadino... No, se mi permetti, vabbè, comunque poi ne parliamo, però allora, come fa un cittadino a fidarsi? Io mi fido di più di un meccanismo che è in grado di autoemendarsi, di correggersi, di ammettere gli errori, che non di un meccanismo che tiene in galera gli innocenti, che sono tanti. Il tema non è come fa il cittadino a fidarsi, perché
è presa male. Il tema è un altro. Come fai a non denunciare il fatto che l'ANM e il CSM e quindi la Presidenza della Repubblica hanno sostanziato in questo paese l'esistenza di una casta? Quindi il problema non è se ti fidi o no della giustizia, il problema è se la giustizia è in mano o no a operatori che sono in grado di rispettarla. Questo è il punto. E secondo me il caso Stasi che cosa dimostra? Devo fare una premessa, che è poi quello che cerco di scrivere oggi, se me lo pubblicheranno. L'ANM contro la riforma Nordio sventola un argomento. Se passa la separazione delle carriere e i due CSM, i pubblici ministeri diventano i soli rappresentanti dell'accusa e quindi non cercano prove a discapito della, diciamo così, dell'imputato o del presunto imputato, e questo squilibria il sistema. È un'ipocrisia colossale. E il caso di Stasi, ma prima ancora quello di Olindo e Rosa, dimostrano che non è così. Da ex studente di giurisprudenza, fammi fare un po' il professorino, sì. Noi siamo passati da un processo inquisitorio dove però esisteva una garanzia di filtro, che era quella del giudice istruttore, a un processo accusatorio dove, attenzione, gli atti del PM vengono, fra virgolette, controfirmati, la metto giù un po' facile, dal GIP, il quale però appartiene allo stesso ordine del PM, quindi non è vero che non c'è commistione. Addirittura con la riforma Cartabia si consente che il GIP, che il PM di un processo possa diventare GIP di quel processo, con l'unica eccezione che non abbia approvato misure cautelari. Questo che cosa determina? Che di fatto la pubblica accusa si comporta ancora come se stessimo nel processo inquisitorio, cioè con una conclamata disparità fra le parti, privo di qualsiasi vaglio di legittimità dei suoi atti e con la disponibilità della polizia giudiziaria che non è disponibile per la difesa. E il caso Stasi che cosa ci dice? Che sono le indagini successive fatte dalla difesa a mettere in discussione l'operato dell'accusa. Lo stesso vale per Olindo e Rosa. Sono le indagini difensive che hanno costretto in qualche modo ad una revisione del processo che, come sappiamo, è in fieri. E in particolare è stato Tarfusser che ha acceso un faro sugli errori di quelle indagini. Ma ci sono altri casi, pensate a quello della Resinovic o del caso Pierina, no? Che stanno riempendo ora i talk giallo-neri che impazzano in televisione. Dimostrano tutti che le indagini sono condotte non alla ricerca della verità, come pretenderebbe l'ANM, ma all'individuazione di un colpevole pur che sia, di un colpevole plausibile. Allora, l'articolo 533 del Codice di procedura penale è, da questo punto di vista, chiarissimo. La condanna si pronuncia se l'imputato risulta colpevole del reato contestato al di là di ogni ragionevole dubbio. Il che significa che l'accusa deve portare nel dibattimento processuale delle prove incontrovertibili. Ma allora la domanda è: per quale motivo l'accusa in un processo accusatorio dove le parti dovrebbero essere sullo stesso piano può disporre di mezzi di indagine che sono negati alla difesa? Appunto. E com'è che quando la difesa utilizza i suoi metodi di indagine le costruzioni accusatorie franano in maniera fragorosa? Guarda Carlo, noi stiamo mandando in onda tutti i lunedì e i martedì interviste ai consulenti di assoluto livello scientifico e accademico, e non solo, l'ex vicecapo dei Carabinieri del RIS, che è un biologo dell'Università di Milano, dottor Capra, tanti altri,
che hanno fatto un lavoro straordinario, no? Per conto della difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Stiamo affrontando questo caso perché mette in luce esattamente quei principi strutturali di cui tu hai appena parlato. Non è un caso singolo, è una questione che riguarda... No, è un problema di architettura. È un problema proprio di architettura generale. Quello che non si rendono conto, quelli Però, dell'ANM, ti stavo che per stanno dire, Carlo, difendendo, che hanno una posizione conservatrice ai limiti del fascismo. Ma infatti ti stavo per dire, qua abbiamo, nel caso per esempio ieri abbiamo sentito il professor Sartori dell'Università di Padova, è un neuroscienziato forense di livello mondiale, no? Ha coordinato altri 14 scienziati per una perizia monumentale per il suo valore civile, in chiave esattamente di quello che stavi dicendo tu prima. Allora la Corte d'Appello di Brescia ha preso questa perizia e l'ha buttata nel cestino. Capito? Cioè, senza neanche adottare i criteri di valutazione delle perizie scientifiche che sono stati acclarati anche in campo processuale. Quindi, diciamo, non l'hanno minimamente considerato il lavoro di 15 scienziati. Ma guarda che scienziati. il caso Stasi, da questo punto di vista, è emblematico. Cioè, il caso Stasi dimostra che quel DNA presente sotto le unghie della povera Chiara Poggi, è stato non preso in considerazione. Ora, per non far fare una pessima figura ai PM, anche la difesa ha l'interesse a dire che sono le nuove tecniche di indagine. No, in realtà è un'altra. Sì, però hanno anche detto che è straleggibile. Mentre quelli là hanno anche detto che è straleggibile quel DNA, mentre era stato detto che non serviva a niente, era degradato, corrotto. Esatto. Stasi, il problema di Stasi qual è? È che Stasi è perfettamente aderente alla presunzione di colpevolezza. Perché è uno che guardava filmini porno, perché è entrato in casa scavalcando il muro, eccetera, eccetera, eccetera. Perché è il supposto bravo ragazzo che se tu sputtani come magistrato acquisisci agli occhi dell'opinione pubblica il ruolo di vindice dell'invidia sociale. Ok? Mentre l'amico del fratello, che poteva avere un interesse sessuale evidente verso la Chiara Poggi, tant'è vero che la tempesta di telefonate, esce dal processo con uno scontrino di parcheggio che ha prodotto un anno dopo senza la sua targa. Ma quale pubblico ministero che effettivamente lavorasse alla ricerca della verità processuale poteva espungerlo dal processo in quella maniera? Allora io oggi vorrei non tanto che si ragionasse sull'ingiusta detenzione di Stasi, ammesso e non concesso che di fronte a un'innovazione del procedimento vi sia l'accertamento della sua estraneità ai fatti. Guarda, noi abbiamo... Prego, scusami Carlo. Ma vorrei che si ragionasse sulla pericolosità del processo mentale dei pubblici accusatori. Perché il problema, Stasi è un caso, ma se quella è l'opinione, diciamo il modus operandi prevalente della magistratura, delle procure di questo paese, siamo tutti in pericolo. Allora, Carlo, nel processo per la strage di Erba viene fuori una cosa... Ed è esattamente quello che è successo a Olindo Sì, Rosa, ma io ti faccio un piccolo esempio per corroborare questo tuo ragionamento su determinati inquirenti. Allora, lì c'è un luogotenente dei carabinieri, dominus della situazione a Erba sotto il profilo dell'ordine pubblico, lì da 30 anni, lo chiamavano lo sceriffo, il quale a un certo punto va a colloquio con il povero signor Frigerio 9 giorni dopo la strage. Questo signore ha già descritto una persona sconosciuta, non è di qui, non l'ho mai visto, il mio aggressore. Di pelle scura. Di pelle scura, cercate tra gli extracomunitari che frequentavano l'appartamento Marzucca e Castagna. Questo fa dire dall'avvocato il giorno dopo essere stato interrogato dal primo pubblico ministero. Quindi abbiamo a quel momento la prima memoria che ci spiega il professor Sartori è quella vera, perché quella è, e la scienza dice che non puoi sopprimere il ricordo di una persona nota. Cioè se il tuo vicino di casa te lo vedi che ti aggredisce, non puoi sopprimere il ricordo. Scientificamente è impossibile. Quando questo gli chiedono chi è stato, dice non l'ho mai visto prima. Non è di qui, è uno sconosciuto a determinate fattezze. Quello è il ricordo. Ma questo lo dice la scienza, perché dal 2010 in avanti
E questo è un dato scientifico che è stato buttato nel cestino dai signori magistrati. Lo studio dei neuroni a specchio ha rivelato una serie infinita di esatto. capacità e di condizionamenti del modo in cui allora, diciamolo chiaro, questa è una legge scientifica come un corpo che cade, è la legge dei gravi, esatto. è uguale. Cioè, se io ho visto uno che conosco, non lo posso sopprimere il ricordo quando me lo si chiede in maniera neutrale. Cosa succede? Che il signor luogotenente dei carabinieri va in ospedale 9 giorni dopo la strage e dopo che il Frigerio ha già detto io non lo conosco, non so chi è, e gli fa 9 volte il nome di Olindo al signor Frigerio. Non solo, stenderà un verbale che non fa subito arrivare alla procura il 20 dicembre. Lo manderà assieme a una perizia dell'Enel sui contatori, che non c'entra nulla, non firmato, il 7 gennaio, cioè il giorno prima dell'arresto di Olindo. E dirà, ma a un certo punto il signor Frigerio, quando abbiamo parlato quel 20 dicembre, non escludeva che potesse essere l'Olindo. Poi uno si va a sentire l'audio integrale di quell'intercettazione lì, per quanto corrotto e pessimo, ripulito, e il signor Frigerio non dice mai poteva essere l'Olindo, non lo dice mai. E lo stesso carabiniere, sentito a processo in primo grado, dirà ma io non ho mai fatto il nome di Olindo in quel giorno al signor Frigerio, e gliel'ha fatto 9 volte. Ma si ricordi, poteva essere l'Olindo, non poteva essere l'Olindo, si ricordi quella faccia, ripeschi quella faccia. Allora, come la mettiamo quella roba qua? Perché lì scatta un altro articolo che il dottor Tarfus l'aveva messo in luce nella sua richiesta di revisione. Frode processuale o falsità in atti. Sono le due fattispecie. Abbiamo buttato tutto nel cestino. Adesso il 25 di marzo la Corte di Cassazione si esprimerà sul ricorso presentato dagli avvocati. Però questo è un altro elemento che ci induce a fare quel ragionamento strutturale che facevi tu. Lo vogliamo affrontare strutturalmente questo problema di come si fanno le indagini? Che la riforma Nordio... Ascolta, come si fanno le indagini e come si può agevolmente punire chi fa le indagini in questo modo. Deve pagarla, non può diventare Cavaliere della Repubblica uno così. Ma se tu hai a capo del CSM il Presidente della Repubblica che difende con gli unghie e con i denti lo status quo, fai fatica a introdurre correttivi, perché la riforma Nordio si occupa di tutto tranne che di questo. Cioè la riforma Nordio, a guardarla in trasparenza, è una riforma all'acqua di rose che pone delle minimissime esigenze di, come posso dire, correttezza processuale, che le parti siano oggettivamente sullo stesso piano, che non ci sia contaminazione tra chi giudica e chi accusa. Punto. Tutto il ragionamento che ci siamo fatti invece io e te è un ragionamento che incide sulla struttura del PM e come scrivo oggi, se me lo fanno scrivere, non esiste al mondo, tranne che in 2 paesi, cioè Italia e Francia, l'accusa che non sia dipendente dal Ministero della Giustizia, addirittura nei paesi common law dove la giustizia viene amministrata in base alla giurisprudenza e non in base ai codici. L'accusa è un professionista estraneo all'ordine giudiziario eletto dal popolo, perché se tu vai in un tribunale americano, ma anche inglese, troverai che la causa è così strutturata: lo Stato contro, e lo Stato appalta ad un professionista la sua rappresentanza. Invece da noi c'è l'ipocrisia che lo Stato si difende dal presunto delinquente su una condizione di parità fra accusa e difesa, che non c'è. Infatti noi dovremmo attuarlo quell'articolo 111 della Costituzione. Esatto, e anche il 533 del codice di procedura penale, se mi permetti. E c'è un'altra ultima cosa, e poi mi taccio. Nel caso di Rosa e Olindo ci sarebbe una scriminante, come posso dire, totale, che il delitto di cui sono accusati è manifestamente superiore alle loro facoltà mentali.
Questo l'ha detto il professor Sartori. Sentirete la professoressa Scarpazza, la quale mi ha scritto proprio stamattina dicendo un'altra cosa, che una personalità affetta da ritardo mentale come Rosa e da altri problemi come Olindo, di cui parleremo ancora dettagliatamente, non poteva fare quello che i giudici di secondo grado Corte d'Appello di Milano hanno scritto in sentenza, cioè che loro hanno confessato cose false per potersela poi cavare. Allora, la professoressa Scarpazza, che è una neuroscienziata allieva del professor Sartori, ci dice chiaro che una persona con le caratteristiche di ritardo mentale di Rosa Bazzi non avrebbe potuto neanche lontanamente concepire una falsa sai confessione. Che cosa mi potrei aspettare da una come Rosa Bazzi? Mm. Che prende a sprangate qualcuno per strada perché gli sta sui coglioni. Questo è compatibile con lo schema psicologico di Rosa Bazzi. Io che l'ho conosciuta ti dico di no, però dobbiamo chiudere. Va bene, ma per dirti che una che ha quel livello di cognizione può arrivare a fare un delitto d'impeto, ammesso che sia vero, perché magari spaventata reagisce, ma non può progettare una roba. No, e poi tantomeno fare false confessioni per ritrattare. Non può sostenere gli interrogatori a cui è stata sottoposta. Certo. Ed è lì Carlo, che a un certo punto quella persona che è veramente in minorato stato di cognizione della realtà si abbandona all'accusa pur di liberarsi dalla oppressione che gli viene proposta. Carlo, dobbiamo salutarci veramente. Che questo è un elemento, come posso dire, scriminante, è folle, ok? Folle. Allora, dobbiamo salutarci. Grazie a Carlo Cambi, che saluto calorosamente. Ciao Carlo. Frida e Nick e certo. Niente, alla prossima. Siamo stati bravi. Sì, adesso un grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, il grazie più grande a Dora, senza la quale la rassegna stampa non sarebbe mai andata in onda, nemmeno Onda Libera e tantomeno Auto da Fè, né ora, né adesso, né in passato, né in futuro. Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.